dal nuovo medico, così sapremo se le puntine del mondo continuerà oppure se Singano gli tagliano il collo. O gli tirano il collo, tipo le galline. Ma prima voglio fare un esperimento interessante. Sostanzialmente in giro dicono, cioè in giro, io lo dico, che il GoPro Media Mode, che è questa trappola qui, consumi la batteria alla GoPro anche quando è tutto spento. Allora vediamo. Noi adesso abbiamo una batteria di una GoPro, carica al 100%, inserisco la mia bellissima GoPro nel Media Mode, lascio lì, è praticamente mezzogiorno, quindi vediamo dopo tra tipo un'oretta. Oddio, che caldo! Giusto 39 gradi. Vabbè, comunque, che tonto. Avevo dimenticato di controllare a quanto è arrivata la batteria della GoPro col Media Mode collegato. Sono le 2:15, quindi sono passate 2 ore e 15 minuti. Oltre che a caldato, sono curioso. 98%. No, ok, allora mi sbagliavo. Ma è strano, forse col microfono collegato, cioè è assurdo, non riesco a capire. Beh, Singano, hai una pistola in camper? Ma, più o meno una fionda. Una fionda sul furgone? Direi che è quasi l'ora di andare dal dentista. CP! È ora di andare dal dentista? Cara, stava dormendo. Singano, sei andato a rompergli le scatole al CP. Povero CP, che era lì accaldato, che si raffreddava un attimo. Ah, bellissima la scena, cioè veramente, passo veramente da datore di lavoro, cioè ogni volta che lei mi vede, guarda, magari non sta facendo un cazzo, tipo adesso no, percepisce che ci sono e va a farmi vedere che lei va a lucertole, è una cosa pazzesca, veramente, cioè lei durante il giorno non è che va a lucertole, capisci? Quando mi vede, tac, via. Allora, la dottoressa è specializzata in neuro, quelle cose logie, mi ha detto neurologo lo escludiamo, non hai quei problemi lì. Pertanto, niente, visita dal gastroenterologo e lì vedrà tutto quanto, insomma. Minchia, è diventato un canale web medico e che so che ho molti follower anche anziani, no? E allora, giustamente, è bellissimo perché come cacchio attraverso? Passano i 5.000 all'ora, guardano anche le macchine del tuning e non ci sono le strisce, fagata. Ritornerei a trovare mia nonna e il CP data la giornata estremamente umida. Ah no, devo chiamare il CUP. Niente, è chiuso. Devo cambiare la retrocamera. L'ho già ordinata su Amazon. No, non va più. Spero sia la retrocamera che non sia il cavo del camper interno, perché quello l'hanno passato quando hanno costruito il camper, quindi era un nonno tipico del Cegia. Oggi un nonno tipico, non pinciamo e pulmin, se no ten scartosso ti e a tua macchina. Traduzione. Attenzione, gentil nonno tipico, altrimenti, nell'eventualità tu dovessi urtare pulmin, accartoccio la tua macchina. Cioè, faceva più bello dirlo in dialetto, cioè di no, dai. Però giustamente spesso ti metto i sottotitoli o a volte mi sforzo di non parlare nella mia lingua madre, perché una volta ho fatto delle chiacchiere con un meccanico sardo che non sa nulla del canale, non conosceva e non conosce il canale, e questo meccanico sardo giustamente mi diceva che con i suoi amici e con gli altri non parlava mai il dialetto sardo, perché altrimenti sarebbe stata una mancanza di rispetto in quanto gli altri non l'avrebbero capito. E quindi io mi sento sempre un po' in bilico tra il dubbio di avere delle mancanze di rispetto nei tuoi confronti e comunque il dubbio che poi veramente non mi capisci. Però insomma, forse tendiamo, dai. Ah, lì ho messo l'altra retrocamera, quella che guarda dritta, anche se un giorno vorrei tanto faremo col Mirko, me l'aveva già detto, lo metteremo al posto delle luci di posizione, collegata alle luci di posizione e non più alla retromarcia, quindi basta accendere un attimino i fari per far andare la retrocamera, no? Che ti fa da specchietto retrovisore? Ragazzi, state ostruendo il cammino di pulmin, state ostruendo il cammino, povero pulmin, via, adesso taglio strada, faccio coda. Eccola, sempre piano con un pelino di acceleratore, lo senti, va su da solo dei giri, cambio, tranquillo, tanto vedi, guardo top al locale, ammira teta che rimbalza, guarda teta come rimbalza teta.
Hai visto? È molto carina Ceggia, cioè come paesino è un buco di culo, no? Però è famosa per il carnevale a pagamento dei ragazzi. È un carnevale veramente molto bello, molto sentito, organizzato anticipatamente, ci sono veramente dei bellissimi carri della serie, no? Un po' da noi c'è l'idea, no? Che il carnevale è a Ceggia, i carri stanno a Ceggia e tutti i carri che vedi in giro sono solo gli avanzi di Ceggia, cioè la serie dopo che si sono esibiti a Ceggia, se hanno voglia, se hanno tempo, vanno anche da altre parti, no? Ma no, veramente nota a favore. Altra cosa tipica e da menzionare di Ceggia, chiamasi anche Seia nel dialetto locale, seppur Seia abbia anche il significato di ciglia, è il grandissimo zuccherificio abbandonato che adesso, se la strada dovesse essere pulminabile, ci andiamo con Pulmin e ci facciamo una dronatina. Allora, di là c'ero andato a piedi, come cazzo si entrava? Eccolo qua, forse è qua, deve essere qua Italia. Vabbè, non è che devo parcheggiare dentro, anche perché è chiuso. Parcheggio dove capita, l'importante è che dopo si possa uscire, si possa far manovra, per quello ho detto, deve essere pulminabile. No, va la manovra che fai. Italia! E vai! Oh. No, perché prima col caldo e l'umido che c'era non avevo voglia di far niente, ma adesso sì. È solo che come cavolo te lo puntino dall'alto, bisognerebbe entrare. Che ficata Italia. Vieni con me amico, monta in Brunello. Dov'è Brunello? Vabbè, senza sbumper che è delicato. One, two, salute. One, two, salute. 3, 4. Tac. Poi telecomando, apri qua, apri là, antenna, tac tac, doppio e via. Questo cavo qua devo farlo passare là. Tacco telefono, tacco qua, tacco là. Tac, stringo alla buona, clic, 1 e 2 lungo, tac, scendi anche Brunello, 1, 2 lungo e via. Figo, no? Non so se sei riuscito. Ah, guarda, ti hanno fatto dei murales, quindi vuol dire che sono entrati. Sì, potremmo entrare anche noi. Se sei riuscito a vedere, guarda, dentro quell'ufficetto, beh, adesso magari però non lo so, ma prima quando ci siamo passati col drone, vedi, ci sono ancora le sedie dentro, no? Ma è chiusa da tanti anni. È una ficata, tanta voglia di entrare. Una volta con un'amorosa avevamo fatto il giro di là, ma c'era come dire, l'erba altissima, nutrie dappertutto. Sì che certe possono essere anche aggressive, nel senso che difendono i cuccioli. In realtà no, la nutria non è per nulla aggressiva, però se i cuccioli giustamente. E allora vabbè, abbiamo detto lasciamo stare. E per sta parte qua sì, dai, si potrebbe fare. Guarda, sì, andiamo in direzione dei Bietoe, Polpe, Magazzino Scorte, che bello, è molto tipico. Tante mosche che metà fa basta, qua cosa c'è? Pimiso, altri uffici abbandonati, che figata, però guarda, nah, che schifo quando lasciate tutte le immondizie qua, fate veramente da cagare, cioè fate veramente schifo, ma tanto schifo. Hanno chiuso tutto, porte sbarrate, murate, queste addirittura, sento dei rumori, ci sarà qualche pantegana dentro, qualcosa. Che figata, che peccato però. Cioè, secondo me dovevano lasciarla un po' in ordine, a meno che l'edificio non sia proprio pericolante, e lasciarla libera come, tra virgolette, museo, diciamo, no? Come tipo, tra virgolette, museo, no? Vabbè, dai, via! Guarda, adesso sono anche in regola col... Che strano essere in regola con tutto.
saluta il vecchio zuccherificio abbandonato che abbiamo appena visitato sulle rive del canale Piavon. E sei a Ceggia, provincia di Venezia. Dov'è che sei il mio dottore? E qua un altro coso militare. Eravamo pieni di stazioni militari, perché un'altra ce l'hai a San Donà di Piave, che un giorno dobbiamo ritornarci col Drunello. Piccoli dettagli, anche questo medico ha detto che ho avuto la mononucleosi in passato, di recente. Questo lo hanno letto dalle analisi del sangue che erano state fatte. Quindi ho avuto e sono guarito senza sapere di averla, la mononucleosi. Che figata, tutte ste robe venere qua così, anche dei giovedì. Belle stradine che assingano, hai visto? Belle stradine, molto belle, un po' dondolose, ma senza le buche più dure che diceva Battisti.